La prima sfida dell'Esnito tra Agregas e Folgore ha lasciato scondendo i padroni di casa che dopo un calciomercato sfavillante delle ultime settimane ha rischiato di perdere contro un avversario rattoppato che si era allenato da appena 8 giorni. È stato evidente notare che a parecchi calciatori è mancato il ritmo partita e si è visto anche chiaramente padroni di casa imbambolati, forse frenati dal carico di lavoro svolto da alcune settimane a questa parte, ma ciò non ha impedito di vedere qualche buona individualità come quella dell'argentino Spinelli. Per il resto tutti da rimandare, compresi i vecchi calciatori. Il tecnico Francesco Di Gaetano, che intanto ha fatto riprendere la preparazione di alcuni giorni, ha un diavolo per capello e la settimana appena iniziata, che precede la temibile trasferta del Valentino Mazzola, deve infondere al gruppo la serenità giusta per raggiungere la forma fisica agognata. Per la trasferta del Valentino Mazzola contro la sangataldese del tecnico Alessandro Settineri, il trainer biancazzurro dovrà fare a meno del difensore Baio, squalificato. Fortunatamente la rosa a disposizione di Francesco Di Gaetano è abbastanza ampia e potrà contare su diversi elementi. Da ricordare che ultimamente la sangataldese, che ha formato una rosa di tutto rispetto, ha ingaggiato un ex biancazzurro proveniente dal Casteltermini. Si tratta di quella vecchia volpe di Stefano di Piazza che scalpita per trovare un posto fisso da titolare in prima squadra. Intanto il Consiglio federale, su richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 13 aprile scorso, ha deliberato l'ulteriore differimento del termine per le variazioni di tesseramento dei calciatori non professionisti. Tale termine, fissato al 27 aprile 2021-19, si intende limitato in via eccezionale alla stagione sportiva 2021 ed è applicabile unicamente in favore delle società che hanno aderito alla ripresa dei campionati dilettantistici. Per cui ancora c'è tempo di pescare nel calciomercato che, ricordiamo ancora una volta, scadrà il prossimo 27 aprile.